Dottore, noi del Viaggio della Storia ci battiamo per un motivo, cioè la nostra cultura, la nostra bellezza. Ad oggi le vorrei fare una domanda. Quanto sono importanti i musei nel contesto storico nostro, specialmente in cui viviamo? Hanno una funzione forse determinante, anche perché non sono solo attrattori oppure contenitori di storia o, ripeto, o di patrimoni, ma è nei musei che è riposta forse anche quell'elemento e quel riferimento giusto per far crescere i territori. Sono appunto i luoghi dove, come dire, vengono incubati, sì, proprio i semi per poter far nascere per cercare esperienze sane, esperienze importanti, e soprattutto per costruire quell'identità che forse ad oggi è mancata, per ripartire, per ricostruire un pochettino la storia dei nostri luoghi e la nostra immagine. Esatto. Di cui veramente ne abbiamo bisogno tanto per bisogno. Capire chi siamo veramente. Per fare questo bisogna partire dal presupposto che bisogna quindi puntare su ciò che è nel nostro territorio, a partire dalle risorse umane. È fondamentale farci capire pure chi siamo stati. Questo è il motivo principale. E questo significa valorizzare i territori, valorizzare la storia, valorizzare un luogo, valorizzare le persone. E attraverso questo possiamo diffondere amore e difendere quello che noi abbiamo veramente. Sono d'accordo. Con questo magnifico posto alle nostre spalle siamo giunti in uno dei luoghi che ci siamo prefissati di portare alla vostra attenzione, cari amici telespettatori. Ora mi affido al cameraman per le riprese aeree dall'alto, Mario, per cercare di portare alla vostra attenzione questo splendido panorama, perché spero di trasmettervelo in parte, ma dovete venire qui in queste zone per ammirare e perdervi nell'immensità della bellezza racchiusa all'interno del centro di Cetraro. Come raccontare una storia millenaria in pochi minuti? Non è così facile, credetemi, ma proverò ad introdurvi in quel magnifico sentiero che è la storia. Ragioneremo ovviamente per punti, visitando il centro storico di Cetraro, per poi arrivare da quei magnifici reperti archeologici conservati all'interno del Museo dei Bretti e del Mare. Ma torniamo a noi e alla chiesa di San Nicola di Bari. Un magnifico luogo di culto, un edificio riconducibile con molta probabilità al IX secolo, il che lo rende uno degli edifici più antichi di Cetraro. Non vi nego di mostrare le meraviglie conservate all'interno, l'abside arricchito da magnifici altorilievi e nell'edicola la statua del santo che ci osserva dall'alto in tutta la sua grandezza. E pensate che questa chiesa non è che la minima bellezza storica che Cetraro conserva al suo interno. Salutiamo la chiesa di San Nicola per continuare la nostra passeggiata. Sono io che a nome dell'amministrazione, quindi del sindaco e di tutta l'amministrazione, ringrazio voi perché ci date la possibilità di far conoscere queste nostre bellezze. Qui siamo nel cuore del centro storico di Cetraro, qui si respira la storia. Questa, diciamo,
fondendo il primato di prima chiesa a quella di San Nicola. Questa qua. Sì. Perché anche un monumento, un rudere, può essere una fonte principale per ricostruire la storia, per immergerci realmente nella ricostruzione della figura identitaria che stiamo cercando di portare pure alla vostra attenzione, cari amici telespettatori. Guardate voi che meraviglie che conservate all'interno del centro storico di Cetraro. Noi con le riprese dall'alto cercheremo di mostrarvi i particolari e quello che rimane di questo importantissimo luogo di culto. Da quello che abbiamo capito, cari amici telespettatori, pare che insieme alla chiesa che abbiamo visto poc'anzi, quella di San Nicola di Bari, e questo rudere, erano da considerarsi le prime chiese edificate qui nel centro storico di Cetraro. Ci spostiamo tra l'XI e il XII secolo, arrivando nella chiesa principale di Cetraro, a cui l'origine della sua storia è da collegare ai monaci cassinesi. Rimaneggiata in diversi secoli, danneggiata durante gli anni bellici della guerra, osserviamo anche i portali originari del XVIII secolo, realizzato da alcune maestranze locali. La chiesa, a croce latina, suddivisa in 3 navate, ci permette di perderci nelle unicità che la chiesa di San Benedetto ci mostra in tutto il suo splendore. Gli elementi barocchi, la magnifica volta affrescata dal Basile e la solennità che questo luogo di culto trasmette erano assolutamente da visitare prima del nostro arrivo al Museo del Mare. Ci siamo mossi nei luoghi di culto, trattando nel nostro piccolo quella che è la storia di Cetraro, e ora ci dirigiamo nel luogo che ci siamo prefissati di mostrarvi, trattando le bellezze del mondo antico e il mondo dei Bruzzi che ritroviamo nelle nostre avventure. Noi siamo al terzo livello questo del museo. Ebbene, possiamo ammirare quei frammenti di ceramica e altra oggettistica che non conosciamo, cioè questi monumenti da dove provengono, che cosa servivano. Beh, come dicevo, la mostra permanente raccoglie anche elementi che provengono da altri contesti territoriali, quindi non solo dalle necropoli di Cetraro. Qui tra i materiali, diciamo, più importanti vi è il sostegno di specchio che è appunto in bronzo con figura peploforica, che risale però al V secolo a.C., probabilmente un oggetto tesaurizzato appunto dai Bretti. Da un frammento noi possiamo conoscere tanto. Assolutamente. Possiamo conoscere tanto. In questo caso noi vediamo alcuni frammenti sparsi un po' a destra, un po' a sinistra. Ci aiuta a capire. Sì, qui poi subentra anche quella che è la competenza dell'archeologo, ma allo stesso tempo del restauratore. In effetti questi sono tutti poi materiali che sono stati anche ricostruiti nelle forme e quindi poi documentati anche attraverso l'aiuto del laboratorio di restauro o degli operatori del laboratorio di restauro che è presente all'interno del nostro museo. Mentre invece alla nostra destra possiamo spaziare tra quel che sembrano testine di divinità, Zeus, sì. Insomma poi altri particolari che sono questa collana in terracotta che
rappresenta praticamente appunto questa collana con fiorellini. Poteva appartenere a qualche aristocratico del posto, era usanza? Probabilmente si lega molto più a una figura femminile, in questo caso a una sepoltura appunto che faceva riferimento a una donna. E poi qui sono questi elementi che provengono da Belvedere, un altro territorio molto molto interessante per quanto riguarda l'archeologia, e la presenza di un cratere con figure scene dionisiache, appunto lo schifos, che era appunto la tazza che serviva per attingere dal cratere il vino. Possiamo continuare continuando, ecco, laddove volevo arrivare, cioè queste figure che per chi è più addentrato nel mestiere rimandano all'arte cartaginese. Sì, insomma, sono figure che subiscono ovviamente l'influenza della pittura vascolare africana, sì, ma anche greca ovviamente, e in questo caso abbiamo un piatto che è tipico, ricorre spesso nei corredi funerari, che è il piatto con i pesci disegnati, sì. Dove al centro poi tra l'altro si trova questa fossettina che serviva per raccogliere il garum, che è una salsa particolare che serviva appunto per condire il cibo, che successivamente è stata poi molto commercializzata dai romani. Ok, giungiamo qui, è la prima cosa che mi viene all'occhio, forse perché sono un patito io di numismatica, è questa monetina qua con un toro sul rovescio, non sul dritto, sì. che rimanda giustamente. In questo caso sì, è ipotizzabile quello che è appunto il toro cozzante, è ipotizzabile un contatto con Turi, l'antica Turi, e quindi contatti commerciali con questa città. Dottore, mi scusi, però non dista molto da Cetraro il sito di Marcellino, cioè dove si presume fosse l'antica Laos. Sì, la possibile che vi è un collegamento diretto con Marcellina, o è possibile che questa moneta arrivi direttamente dall'antico centro di Turi? Questo è un po', come dire, difficile da decifrare. Certo è che la presenza di questi materiali, ripeto, attestano comunque dei contatti con la cosa bella sì, perché dal commercio da una parte all'altra, giustamente. E attraverso i commerci poi veniva contaminata anche la cultura materiale. Esatto. E quindi è un elemento fondamentale per scrivere la storia, quella che noi ancora non conosciamo a pieno. Certo. Continuiamo a salire qui sopra e vediamo sempre delle lance. Mi sa che qua a Citrero erano tutti combattenti. Sì, erano tutti combattenti, perché era qualche vero. Vi sono diversi elementi, ripeto, che si ricollegano a quella che era la pratica appunto della caccia, ma anche al discorso appunto delle battaglie e delle guerre. Proseguiamo ed arriviamo laddove volevamo arrivare, cioè una ricostruzione che secondo me è qualcosa di bellissimo da vedere e fondamentale per chi vuole ricostruire la storia. Guardate che lavoro dettagliato è stato fatto in questo museo, una ricostruzione nei minimi dettagli. No, non basta che gli inclini la camera, Mario. Una ricostruzione nei minimi dettagli di quel che era una tomba brettia, di un guerriero brettio. Questa qua, perdonatemi dottore, in che contesto è stata scavata? Cioè l'area di scavo? L'area di scavo... Dove sono... Sì, esatto, sì. L'area si chiama Treselle, che si trova dista pochi chilometri dal capoluogo di Cetraro. Sì. Siamo nell'entroterra di Cetraro. E lì, ripeto, tra il 1996 e il 1997 venne scavata poi una necropoli e raccolto il corredo funerario di ben 12 sepolture. Ripartire da questo è un criterio giusto da portare ai nostri amici telespettatori, cioè ricostruire
ricostruire laddove avevamo lasciato oppure non avevamo proprio intrapreso la strada della nostra storia. Assolutamente sì, ed è forse il modo migliore per riappropriarsi della propria identità, no? Proprio partire e puntare su questi luoghi e su queste, dico io, traiettorie che sono fondamentali, che creano prospettive e soprattutto creano, come dire, anche dei livelli di qualità. Così come sta avvenendo per la nostra realtà, che è diventata anche un po' un modello di riferimento per la società, per la crescita culturale in generale di tutto il nostro territorio. Proseguiamo il nostro viaggio e troviamo i reperti che per un archeologo sono più comuni, vale a dire quando si vanno a intraprendere gli scavi, cioè Allora, qui abbiamo questa sala che laterizi. espone sì, tutta una serie di laterizi. Laterizi e bolli, non avevo notato. Qualche bollo, sì, anche lì ancora da decifrare, ma tutti i laterizi che provengono da contesti non diciamo di sepoltura, ma da fattorie, quindi da contesti abitativi. A Cetraro, tra Cetraro e Bonifacio ne sono state trovate diverse che sono oggi appunto documentate attraverso sempre nel quarto terzo, siamo sempre contestualizzati tra il quarto e il terzo secolo a.C. Ok, perfetto. Mario, vieni Mario. I pesi da telaio naturalmente vengono tutti dallo stesso scavo, perdonatemi, oppure qua stiamo parlando di un altro scavo? Sì, no, siamo nello stesso contesto. Dallo stesso contesto però in un diverso scavo. Sì, poi tra l'altro diversi pesi da telaio. Questi qui, guarda Mario, venivano, esatto, i pesi da telaio. Utilizzate quindi appunto per la tessitura e noi abbiamo anche poi appunto la possibilità di, come dire, attraverso lo studio di questi materiali di poter ricostruire quello che era appunto il modello da telaio. È bellissimo questo. Esatto, qua che cosa dice? Aspita! Questa è invetriata. Questa è invetriata, sigillata, questa è una vetrina dedicata alle ville marittime di epoca romana. Ah, che meraviglia! E in questo caso stiamo documentando praticamente un ritrovamento avvenuto a San Lucido, località Deuda Polella, ed è stato oggetto anche questo di una mostra temporanea inizialmente e poi divenuta mostra permanente. Noi da un'anfora possiamo ricostruire pure magari i commerci che l'antica Cetraro, l'antico territorio di Cetraro aveva con i diversi popoli. Sì, attraverso quello che è lo studio delle anfore, non solo il territorio di Cetraro, in particolar modo, diciamo. Sì, in particolar modo. Il ritrovamento che è avvenuto nelle nostre acque, ovviamente sì, ma ricostruire proprio i traffici commerciali che avvenivano lungo la costa tirrenica, e quindi antistante tutta la nostra costa. Ed ora, come ciliegina sulla torta, voglio mostrarvi una cosa che è un unicum di Cetraro, una torre, e laddove non riesco ad inoltrarmi per mostrarvi il più possibile, c'è sempre l'operatore drone che cercherà di farvi immergere con noi nella natura e nella nostra storia. Il sentiero non ci aiuta, ma non ci tiriamo indietro, cari amici telespettatori, per mostrarvi il più possibile le bellezze della nostra regione.
una regione che non smetterà mai di stupirci, perché da un ciclo museale che abbiamo visto possiamo ricollegarci a diversi beni storici, archeologici che sono situati sul nostro territorio. Questo è il collegamento ideale per un museo, che il museo cerca di portare a tutti noi per farci capire e farci apprendere il più possibile. Quanto abbiamo da imparare, quanto abbiamo da imparare. Nella vita non si finisce mai di imparare, ma cercando di lavorare sulla nostra storia, sul nostro passato, non c'è che rimanere fieri del nostro popolo, fieri della nostra identità. Ci fermiamo solo per un secondo per ammirare la natura e la storia che si incontrano, al di là del rumore del drone che sta facendo le riprese aeree per voi. Ci sono momenti in cui penso, durante questi viaggi, cari amici telespettatori, che le parole non bastano perché non ci sono parole per descrivere tutto quanto stiamo vedendo. Tutto quanto stiamo vedendo dovrebbe essere testimone di una fede che noi dovremmo avere verso il nostro territorio.